verso il litorale di questi giorni riaccendono i riflettori sulla viabilità verso le spiagge. Sindaci sul piede di guerra anche in vista delle prossime aperture dei nuovi poli logistici tra Meolo e Roncade. A un mese esatto dall'inizio del processo per la morte sul lavoro del 23enne di Montebelluna Mattia Battistetti, la famiglia invita tutti, in particolare i giovani, a essere presenti il 3 luglio in tribunale. L'omicidio a Varago di Aymen, giovane studente del Besta. A distanza di poco meno di un mese gli amici gli hanno dedicato lì dove è morto un albero diventato luogo di riflessione anche per gli adulti. Drammatico incidente lungo la Postumia a San Biagio. L'auto di una coppia di Roncade si ribalta nel fossato e prende fuoco. Un automobilista di passaggio aiuta i due giovani a uscire dall'abitacolo. In centinaia a Padova da tutto il Veneto per il Pride a sostegno delle famiglie che non possono iscrivere i bambini all'anagrafe. In testa al corteo Daniela Santoro trevigiana, tra le fondatrici dell'Associazione Arcobaleno. Bene per Ascom Confcommercio le dichiarazioni sulla futura pedonalizzazione di Piazza Duomo del sindaco Conte. Serve però un park dentro le mura, dice Federico Capraro, e per la sosta apre alla politica fisarmonica. A Monastiere è tornato Tuco Joe, il festival di giochi artigianali che ogni anno invade le strade del paese. Più di 300 i volontari al lavoro, attesi 10.000 visitatori. Buonasera, ben ritrovati, eccoci in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Allora, dopo la giornata di passione di ieri, oggi infuriano le polemiche sul traffico lungo la Treviso Mare, serpentone interminabile, tempi biblici per arrivare a Jesolo. Stanno mettendo sotto accusa la gestione regionale di questa importantissima arteria da e verso il litorale. Sindaci sul piede di guerra anche in vista delle prossime aperture del polo logistico Marchioli e soprattutto del centro logistico Amazon tra Meolo e Roncade. Passano gli anni, ma puntualmente ad ogni inizio estate, a parte le restrizioni della pandemia, si ripresenta il nodo del traffico verso Jesolo. Code interminabili come ieri, attese snervanti, tempi di percorrenza che paradossalmente avvicinano più il litorale di Roma a quello veneziano. E tutto per quell'imbuto viario che è l'unica strada verso Piazza Drago e soprattutto le spiagge dal Cavallino a Punta Sabbioni. A confermarlo il sindaco di Meolo, che si è messo a fare i conti con i transiti nel suo tratto di Treviso Mare. Abbiamo riscontrato ieri un totale di transiti di oltre 25.000 veicoli, ma la cosa anche interessante è che questo flusso di maggiore affluenza è concentrato sulle fasce orarie del rientro più che dell'andata. E sono numeri questi che fanno capire bene come il problema effettivamente della ricettività del flusso veicolare stia più a valle di questa zona interessata dai transiti. Quindi finché a Jesolo non si riesce a ricevere questo flusso di macchine così imponente in arrivo, il problema poi si ripercuote via via sempre più a monte e comprendendo anche il nostro territorio. A poco servono le partenze intelligenti, a patto che uno non si alzi alle 4 del mattino per andare al mare, e nemmeno le vie alternative che ieri hanno intasato anche la viabilità dei comuni lungo la regionale 89, come sottolinea da Roncade Pieranna Zottarelli. Secondo i sindaci, allargare ulteriormente la strada e renderla a pagamento aggraverebbe il problema invece di risolverlo. Io mi chiedo quale può essere il futuro della Treviso Mare con la prospettiva di una Treviso Mare a pagamento con raddoppio delle corsie da Meolo fino all'Ipertosano, e andremo tutti più veloci felicemente verso Jesolo e ci intaseremo felicemente alle porte di Jesolo. Sindaco che chiama in causa l'assessore alla viabilità e vicepresidente della regione Elisa De Berti. È ora di fare strategia, di pianificare quella che è la viabilità regionale che passa sopra le teste dei sindaci. Perché, sottolinea una preoccupatissima Rossella Cendron, a breve oltre al traffico turistico si aggiungerà una vera e propria ondata di lavorativo. Noi abbiamo un polo logistico Marchiol che aprirà fra un mese e poi avremo anche polo Amazon che adesso ci hanno appena comunicato che non ha bisogno della valutazione ambientale strategica e quindi ha una via più veloce verso la realizzazione. Ecco, strada già definita congestionata dagli studi che hanno appunto piazzato questo centro di logistica. Per l'immediato invece il sindaco di Meolo va oltre, proponendo una gestione traffico nei due punti d'entrata di Jesolo, Piazza Drago e Cortellazzo. Se, come i dati dicono, no, ci sono 600.000 presenze in una giornata, i punti d'accesso del litorale quelli sono. È chiaro che il tema è bello spinoso e va affrontato con le dovute cautele e attenzioni proprio per fare gli investimenti nel modo corretto.
Voltiamo pagina. Un mese esatto dall'inizio del processo per la morte di Mattia Battistetti, deceduto sul lavoro, lo ricorderete, a soli 23 anni. La famiglia invita tutti, in particolare i giovani, a essere presenti in aula o al presidio che verrà organizzato davanti al Tribunale di Treviso. I genitori hanno fondato un'associazione che si batte per porre fine al dramma degli incidenti sul lavoro. Fra un mese giusto saremo in aula per il dibattimento e ci saranno 6 imputati. Dopo il rinvio a giudizio dei 6 imputati inizierà il 3 luglio prossimo il dibattimento per la morte di Mattia Battistetti e la famiglia chiede che in occasione del processo ci sia una grande mobilitazione. Aveva solo 23 anni Mattia quando il 29 aprile del 2021 è morto schiacciato da un carico sospeso di 15 quintali staccatosi da una gru nel cantiere nel quale lavorava a Montebelluna. Chiediamo a chi ha la possibilità di starci vicino, di essere in aula oppure nel sit-in che verrà organizzato fuori dal tribunale. Faccio un appello anche ai giovani, le scuole adesso sono chiuse, Mattia era uno di loro e quindi chiedo anche a loro se possono presenziare, è una cosa molto gradita da parte nostra. In questi 2 anni la famiglia del giovane, mamma Monica, papà Giuseppe e la sorella Anna, non hanno mai smesso di chiedere giustizia per il loro Mattia, ma anche per tutti quegli altri Mattia che escono di casa per andare al lavoro e non fanno più ritorno. I Battistetti hanno fondato un'associazione e si battono per porre fine alla piaga degli incidenti sul lavoro, perché la morte di Mattia non sia vana. Ed in questo hanno trovato il supporto di tante persone che li stanno sostenendo, sconosciuti fino a prima della tragedia, che ora condividono con questa famiglia la battaglia. Mamma Monica legge tra i molti il messaggio inviatogli da un operaio toscano. Per fermare questo triste bollettino di guerra sul lavoro ci vuole l'impegno di tutti. Sosteniamo la famiglia di Mattia. Collaboriamo e partecipiamo alle iniziative indette dalla loro associazione affinché il sacrificio di Mattia non sia stato vano. Cordiali saluti, Marco Bazzoni, operaio metalmeccanico di Firenze. Anche tutta questa solidarietà dà a questa famiglia la forza di andare avanti e di continuare a credere nella giustizia. Siamo fiduciosi e questo appello lo vorrei estendere anche a chi si trova nella nostra stessa situazione, di contare, perché è importante essere fiduciosi e credere nella giustizia. Afrim Mankshuka e Valmir Gashi, zio e nipote kosovari di 51 e 32 anni accusati dell'omicidio a Fiera del 52enne Rajip Kolgeci lo scorso 12 novembre, potrebbero dover ritornare in cella. Il Tribunale del riesame ha infatti annullato l'ordinanza con cui il GIP aveva disposto la scarcerazione di Mankshuka, poi è andato ai domiciliari come Gashi con l'utilizzo del braccialetto elettronico. Per il GIP erano venute meno le esigenze cautelari, sarà ora la Cassazione a pronunciarsi sulla decisione del Tribunale del riesame. Fino ad allora i 2 indagati rimarranno ai domiciliari, l'eventuale ritorno in carcere quindi non avverrebbe prima dell'autunno. A Varago di Macerata ora per l'omicidio del giovane Aymen Adda Benameur, perché a distanza di poche settimane da quel tragico pomeriggio gli amici gli hanno dedicato un albero diventato luogo di riflessione anche per molti adulti. Quando viene qua cosa pensa? Penso tante cose, che la gioventù è messa male per colpa degli adulti, perché se si tiene i ragazzi più fermi, con meno soldi in tasca, penso che sia meglio. Riflessioni di una nonna che quasi ogni giorno passa accanto al parchetto, dove quasi un mese fa il 18enne Elia Fiorindi ha accoltellato mortalmente il 17enne Aymen Adda Benameur per questioni di soldi e droga. Una vicenda che qui il tempo sta già cancellando, con i segni sull'asfalto che stanno sparendo e il tendone della sagra in fase di smontaggio. Sarà per questo che spontaneamente è nato l'albero di Aymen. Qui, soprattutto la sera, i giovani che lo conoscevano si ritrovano. Hanno portato 2 panchine, dei fiori, dei lumini. Chi li osserva racconta che parlano tra di loro, fumano qualche sigaretta lasciata sul posacenere e guardano la foto che hanno appeso in ricordo del loro amico. Qualche ragazza ha lasciato anche un peluche per non dimenticare né la morte di Aymen né Elia, che ha compiuto un gesto che ha cambiato per sempre il corso della sua vita. Una storia che divide il borgo tra chi vorrebbe semplicemente dimenticare e chi invece spera serva da lezione per la coscienza di tutti. Hanno coscienza anche poca, perché se questo che è morto, l'altro avanzava soldi, allora non ti do niente e basta. Non dovevano fare questo. Peraltro io, guardi, sono italiana, ho vissuto anche fuori all'estero,
per mia disgrazia sono tornata in Italia, maledetta quella volta. Ecco, le dico questo sinceramente di cuore. Ho vissuto su un paese che i miei figli sono andati a vedere, hanno detto mamma eri sono una miseria peggio di qui, ma almeno là si voleva più bene. Ero abitata in Francia. Sono finiti fuori strada con l'auto che si è capovolta nel fossato e si è incendiata, ma i due occupanti, una coppia di Biancade, lui 28 anni, lei 25, sono riusciti a uscire in tempo dall'abitacolo, aiutati da un automobilista di passaggio, cavandosela con traumi di media gravità. Il sinistro poco dopo mezzanotte lungo la Postumia a San Biagio di Callalta. Le cause della fuoriuscita di strada della Fiat 500X sono in fase di accertamento da parte dei carabinieri intervenuti sul posto insieme all'ambulanza del SUEM 118 e ai vigili del fuoco. I due giovani sono stati trasportati in codice giallo al pronto soccorso di Treviso. Andiamo a parlare della città ora, partiamo da via Zensón di Piave. Inserire la riqualificazione di via Zensón nel nuovo piano della mobilità è la proposta del consigliere comunale trevigiano di Azione Italia Viva Nicolò Rocco, che fa sapere come anche in mattinata la zona, salita recentemente alle cronache per un violento tentativo di rapina a un internet point, abbia registrato scene di degrado. Ho letto con interesse le iniziative del sindaco sulla progressiva pedonalizzazione, afferma Rocco, in cui hanno un ruolo centrale nuovi stalli in via Dandolo e all'ex Foro Boario. Questo consentirebbe ad alcune zone della città di poter ricevere attenzioni, come ad esempio via Zensón, dove è in vigore un'ordinanza antidegrado che però ha un'efficacia limitata, dice Rocco. Potremmo pensare proprio per via Zensón a una ZTL riservata ai residenti con una contestuale riqualificazione, conclude, dell'arredo urbano. Ora andiamo a Padova, in centinaia da tutto il Veneto per il Pride di questo pomeriggio per sostenere le famiglie a cui la prefettura ha revocato l'iscrizione dei figli all'anagrafe. In testa al corteo c'era Daniela Santoro, trevigiana, tra le fondatrici dell'associazione Arcobaleno. Sono arrivati a Padova in migliaia da tutto il Veneto per una festa che ha riempito Piazza Garibaldi prima che il corteo, alla presenza discreta delle forze dell'ordine, attraversasse il centro e raggiungesse Piazza Portello. Un Padova Pride che difende i diritti della comunità LGBT, dei trans, degli omosessuali, delle famiglie con due papà o con due mamme. In piazza giovani, meno giovani, studenti, famiglie italiani, stranieri. Tra i fondatori dell'associazione Famiglia Arcobaleno, una storia lunga 20 anni, la trevigiana Daniela Santoro. Purtroppo in questi giorni ci saranno tante famiglie che dovranno presentarsi in tribunale rischiando di fare un passo indietro rispetto ai diritti dei propri figli, perché la nostra preoccupazione principale è il motivo per cui abbiamo fondato questa associazione circa 20 anni fa, è proprio dare tutele ai nostri figli. Sono 35 le famiglie a Padova per le quali oggi un tribunale dovrà decidere l'eventuale annullamento dell'iscrizione all'anagrafe dei figli, firmate dal sindaco Sergio Giordani. Daniela, insieme alla compagna, è mamma di 3 figli, la più grande oggi ha 20 anni. Sicuramente mia figlia è la prima del Veneto, che ha 2 mamme. Adesso è il primo anno di università. Ho fatto ricorso all'adozione in casi particolari, è una legge degli anni 80, e ho dovuto aspettare 2 anni, colloqui con assistenti sociali, psicologi, carabinieri, giudici, un iter di 2 anni e anche tanti soldi, ovviamente, non solo tempo ma anche tanti soldi per vedere riconosciuti questi diritti ai miei figli. La speranza di questa comunità è che arrivino prima o poi delle leggi che la sostengano e la avvicinino al resto dei cittadini. Vorremmo una legge contro le discriminazioni che è stata bocciata l'anno scorso, vorremmo un matrimonio egualitario, una forma di diritto di famiglia che equipara le famiglie omogenitoriali a quelle eterosessuali. Vorremmo una medicina più femminista che si prende davvero cura delle persone. Abbiamo sentito Nicolò Rocco, consigliere comunale di Treviso, accennare alla pedonalizzazione. Su questo tema torna anche l'Ascom Confcommercio, perché le dichiarazioni sulla futura pedonalizzazione di Piazza Duomo in particolare soddisfano i commercianti. Serve però, spiega Federico Capraro dell'associazione, un park dentro le mura per i parcheggi, apertura alla politica a fisarmonica.
Ben venga questo percorso, mi sembra che il sindaco abbia iniziato col piede giusto. Avevano chiesto con la firma del manifesto Treviso da vivere ai candidati in campagna elettorale di passare una volta eletti dalle parole ai fatti. Per la pedonalizzazione il presupposto erano servizi in grado di sostenerla. Parcheggi prima, ZTL poi. Ascon Confcommercio all'indomani delle dichiarazioni di Mario Conte su Piazza Duomo e Lapidaria. Prima si recuperano nei dintorni, in modo da garantire la stessa comodità di servizio, i parcheggi che vengono, gli stalli che vengono tolti, e poi ben venga la pedonalizzazione anche di quell'area lì. Tra i più quotati il Cantarane. Serve, spiega Capraro, un nuovo parcheggio dentro alle mura. Resta l'ipotesi pedonalizzazione a fisarmonica. I giorni della settimana, si diceva, no? Non sono tutti uguali, gli orari della giornata non sono tutti uguali, i mesi dell'anno non sono tutti uguali. È chiaro che in alcuni momenti la città può, e oggi come oggi deve anche presentarsi con aree più estese di pedonalizzazione, invece ci sono delle altre giornate in cui non avrebbe senso privare alcune zone perché è chiaro che la pedonalizzazione condiziona. Una città per essere appetibile deve correre con i tempi, dice Andrea De Checchi, oggi assessore alla mobilità in diretta ad Antenna 3. Questo sarà il mandato delle scelte coraggiose, dice, dopo Piazza Duomo, Via Roggia e poi stalli flessibili su molte altre aree della città. La politica della sosta la fa l'amministrazione comunale, la vogliamo fare noi, la vogliamo decidere noi, vogliamo intervenire direttamente e con velocità. Questo ad esempio nel tempo potrà portare, con l'implementazione dei sistemi tecnologici, ad avere anche dei sistemi a fisarmonica, se siano al Duomo o in Via Roggia in questo momento è prematuro dire, ma certamente in altri siti della città immaginare che uno stallo non sia esattamente uguale dal lunedì al lunedì, ma possa avere una sua diversificazione nel costo, nella libertà della frequentazione, in vari giorni della settimana o in concomitanza di particolari eventi, non è un'eresia. Da Treviso a San Biagio di Callalta, dove questa mattina si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio Comunale. Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Primo consiglio comunale per la neosindaca Valentina Pillon, 29 anni. Tra i principali punti all'ordine del giorno la nomina dei consiglieri e degli assessori. Alessia Zanetti alle politiche sociali, Sergio De Marco allo sviluppo economico, turismo e alle politiche per il lavoro, Elena Pagotto alla cultura, politiche educative e istruzione e Fabrizio Campagnol alla sostenibilità ambientale, agricoltura e protezione civile. Questa la squadra della sindaca. Le nostre priorità ora sono quelle di metterci a lavoro sul concreto, esaminare quelli che sono i principali problemi. Abbiamo un'eredità che dobbiamo valutare, alcune progettualità sicuramente combaciano anche con le nostre, quindi intendiamo portarle avanti. Invece verso altri orizzonti dobbiamo fare delle valutazioni sul merito, perché purtroppo già nella precedente legislatura avevamo delle opinioni divergenti. Dalla minoranza Moretto, che fa le veci del capogruppo, Alberto Cappelletto, promette un'opposizione attenta e partecipata. Le nostre scelte in termini di socialità, scuola, servizi, lavoro erano molto chiare e questa amministrazione Cappelletto uscente le ha sempre rispettate. Su questo la precedente opposizione non ha mai potuto dire niente. Ora noi faremo altrettanto. Le scelte che loro hanno dichiarato di fare agli elettori di San Biagio di Callalta dovranno essere mantenute. 1 milione di euro da spendere quelli lasciati dalla precedente amministrazione di centrosinistra. L'intento dell'opposizione è quello di vigilare sulle risorse lasciate in eredità. Dalla maggioranza parole di distensione e collaborazione. L'obiettivo comune è San Biagio di Callalta e ognuno per la propria parte cercherà di portare a San Biagio di Callalta la situazione migliore e uno stile, una qualità di vita che possa crescere. La primissima azione da lunedì sarà quella di andare in giunta e lavorare per rivedere quella che è l'armonizzazione degli uffici comunali, perché oggi purtroppo i nostri cittadini hanno dei servizi, quindi sicuramente riusciremo a trovare una sintesi tra quelle che sono le esigenze dei dipendenti comunali, ma soprattutto quelle che sono le esigenze della collettività. Sala consigliare gremita. Tra il pubblico l'ex assessore Martina Cancian. Per chi riteneva che San Biagio non fosse pronto a una giovane donna dovrà ricredersi. Auguro davvero di cuore a Valentina, al sindaco Valentina Pillone e a tutta la sua squadra un buon lavoro. Voltiamo pagina, l'ambulanza degli animali dal Veneto alla Romagna per soccorrere in particolare cani e gatti in pericolo nei territori allagati.
È l'unica ambulanza veterinaria operativa in Veneto, quella dell'associazione Artemis di Marcona ai confini tra il veneziano e il trevigiano. 10 volontari sono rientrati da qualche giorno dalla Romagna, dalle zone alluvionate dove sono andati in aiuto di cani e gatti in pericolo di vita. Ci siamo presi giorni di ferie dai nostri lavori, ci siamo organizzati e partiti, però nonostante siamo arrivati verso il periodo finale, siamo arrivati a Conselice, che era la zona rossa del momento, e comunque nonostante tutto abbiamo fatto parecchi soccorsi, da cani che stavano annegando in giardini allagati fino addirittura a il recupero, ricerca e soccorso di cuccioli in un gattile a Medicina, che l'acqua era talmente tanto alta che neanche si toccava, quindi bisognava nuotare. Poi il posto era talmente tanto allagato che la ricerca e soccorso si è trasformata in soccorso di gatti, di cuccioli di gatto, se c'erano, che per fortuna non ce n'erano, erano già stati evacuati, e abbiamo creato 2 isole sicure dove poter dare del cibo, perché stavano per iniziare a breve i lavori di drenaggio del campo, e quindi per riuscire a farli mangiare quei gatti abbiamo lasciato 35 kg di crocchette in 2 isole facilmente raggiungibili. Infatti, come li abbiamo lasciati, sono arrivati tutti i gatti a mangiare, anche perché erano isolati da qualche giorno. La realtà di Marcona, che ha 5 anni, ha risposto a un appello delle associazioni animaliste romagnole, aprendo un conto corrente e una raccolta di cibo per animali. Caricata l'ambulanza Puma con materiale per il primo soccorso, i volontari sono partiti. Mi rendo conto che forse sono soccorsi quasi secondari. Però c'è gente che lo reputa come se fosse un figlio l'animale ormai, soprattutto dopo il Covid, che c'è stato un boom di animali d'affezione. E lì abbiamo deciso appunto di subentrare noi, perché è giusto anche non togliere soccorsi alle persone. La cosa che fa veramente triste, che ti colpisce, sono le strade dove non puoi camminare, ma non per l'acqua. Non cammini perché ci sono le macerie buttate fuori. Stufe, frigoriferi, televisori, divani, letti, materassi, tutto buttato fuori, tutto inutilizzabile. Alla battuta sembra la laguna, si è passati subito al rendiamoci conto che qua c'è gente che ha perso tutto. Ora noi ci fermiamo per un rapido break, torniamo tra poco con altre notizie. Eccoci di nuovo in diretta, edizione di Treviso dei telegiornali di Antenna 3. Andiamo a Monastiera adesso, dove è tornato Tucogio, il festival di giochi artigianali che ogni anno invade le strade del paese. Col gioco si impara, si educa ed è motivo anche per conoscere le altre persone in maniera molto semplice, al di là della razza, della cultura, dell'età. Giocare non ha età, ma soprattutto non ha confini. Tucogio, il festival dei giochi inventati, ormai da 15 anni invade di colori Monastier, che per 3 giorni si trasforma in un giro dell'oca a misura di bambino. Un modo per creare comunità, scambio, conoscenze e unione. Quest'anno il tema sarà il viaggio, ma negli altri anni abbiamo curato il tema dello sport, del libro, della natura, delle proprie emozioni. Ogni anno un tema nuovo. Siamo partiti venerdì con la parata delle bandiere, dove sono sfilate 84 bandiere di tutti i paesi del mondo, portati dai bambini e accompagnati da delle percussioni per le vie del paese. 2 chilometri di manifestazione tra giochi artigianali, punti ristoro, spettacoli, musica dal vivo e il mercante in fiera. Una via che diventa teatro di scambio di giochi che ogni bambino non usa più e che può barattare con quelli portati dagli altri. Tra le attrazioni, quest'anno anche una mongolfiera. Una manifestazione veramente importante perché richiama tantissimi volontari, più di 300 volontari da Monastiere e non solo, quindi si creano delle relazioni tra famiglie, si creano dei legami, si creano delle amicizie, e questo qua è un punto fondamentale per la nostra associazione. Più di 300 i volontari impiegati. Attesa al festival quasi 10.000 persone provenienti da tutto il nord Italia. A me piace il Tucogio perché puoi fare nuove esperienze, incontrare altre persone. Secondo me questo Tucogio è il migliore che abbia mai fatto, perché ci sono anche nuove attrazioni e il salto nel fieno è sicuramente la mia preferita. Da Monastiera a Treviso con la 33esima edizione della Corri Treviso. Ieri sera davvero grande presenza di appassionati per assistere alla gara podistica in notturna. Signore e signori, benvenuti a Treviso, benvenuti in Piazza Duomo, benvenuti alla 33esima Corri Treviso!
Migliaia di trevigiani assiepati lungo il percorso della corsa che si è snodato tra i luoghi più suggestivi della città. E poi la gara in notturna. Primo start alle 20 in Piazza Duomo per la Corri Treviso Open, gara aperta a tutti che ha visto quasi 500 partecipanti affrontare per 3 volte il percorso, in totale quasi 10 chilometri. E poi la gara delle stelle che ha visto per le donne tagliare il traguardo per prima la trevigiana Michela Moretton, 22enne di Colfosco, protagonista di un testa a testa con la bellunese Gaia Colli che si è arresa alla falcata dell'atleta di casa solo sul rettilineo d'arrivo. Sono contentissima di aver potuto vincere in casa, è un'emozione splendida. Per gli uomini a salire sul gradino più alto del podio il maratoneta pisano Daniele Meucci. È una bellissima serata e l'ultimo giro ci ho creduto e poi ho vinto. Sì, mi ero un po' sfilato, defilato intorno al 7° chilometro, poi sono riuscito a rientrare e vincere, è stato bellissimo, c'era tantissimo pubblico e è una bellissima gara. Una manifestazione entusiasmante che ha portato ancora una volta la città di Treviso sotto i riflettori dello sport nazionale. 33 anni di storia non sono pochi. Qui a Treviso hanno corso Gennaro di Napoli, Panetta, Lambruschini, Carosi, quindi il meglio che c'era in Europa negli anni scorsi e quindi diciamo che abbiamo una storia dietro di noi. Una grandissima manifestazione podistica che fa ormai parte della storia sportiva della città di Treviso all'insegna della corsa, dello sport, della bellezza e quindi ringrazio Corri Treviso perché organizzare questi eventi è un impegno importante, con questa qualità lo è ancora di più. Un grande grazie a tutti coloro che lavorano, che corrono, che vengono a tifare e anche a tutto quell'esercito di volontari che ci supporta. E apriamo ora una finestra sulle notizie dal Bellunese. Questa mattina a Belluno l'associazione Bellunesi nel Mondo ha celebrato la sua 59esima assemblea, il rendezvous più importante dell'anno che unisce le famiglie bellunesi presenti in Italia e nel mondo. È stata la voce degli emigranti a farsi sentire soprattutto dalla Svizzera e dal Brasile. Ho fatto 3 viaggi per trovare i parenti giusti. Finalmente la terza volta una cugina mia ha trovato Oreste Storming, che lamentabilmente è morto, e adesso siamo qui. Lei si sente molto legato all'Italia? Sì, molto. Sono felice di essere qui. 863 discendenti diretti conta Rio Grande do Sul, la grande famiglia originata da Vittoria e Basilio Tormen, partiti in cerca di fortuna da Carfagnoi di Borgo Valbelluna il 6 gennaio del 1886. Stamattina Maximino, terza generazione dei Tormen di Trichiana, era presente alla 59esima assemblea dell'Associazione Bellunesi nel Mondo con il suo carico di emozione e di esperienza che lo ha portato ad essere uno fra i più noti imprenditori nel settore della lavorazione del legno in Brasile. Un rendezvous importante quello dell'Assemblea dell'ABM che ogni anno raccoglie la voce dell'emigrazione bellunese in Italia e nel mondo, delle opportunità e dei problemi che la politica nazionale e regionale deve affrontare. Stiamo vicini anche facendo delle azioni a livello regionale con le altre regioni italiane. Per esempio ci sono alcune regioni che hanno già fatto delle leggi regionali per contrastare questa fuga all'estero. Ed è uno degli obiettivi che più ci sentiamo di sostenere. ABM si è messa a disposizione per soddisfare la grave carenza di personale, facendo rientrare in modo permanente i discendenti bellunesi, vere potenzialità per il nostro territorio, offrendo loro posti di lavoro specifici. Noi abbiamo un patrimonio di 80 milioni di persone con passaporto italiano o di italodiscendenti che hanno in comune le origini, che conoscono il dialetto nostro e che sono in gran parte affidabili, di poterli mettere nelle condizioni di poter trovare lavoro, ma però bisogna superare il problema di trovare la casa. La cronaca ora, erano diretti al sito archeologico della Val Rosna, ma un sentiero ripido e scivoloso li ha fatti ruzzolare per una decina di metri fino al greto del Cismone. È accaduto ieri pomeriggio a una mamma e 2 figli veneziani di Mira. La donna ha riportato un politrauma ed è stata elitrasportata all'ospedale di Belluno. Il figlio 21enne con un probabile trauma alla spalla è stato portato dall'ambulanza all'ospedale di Feltre. L'allerta al 118 è scattata poco dopo le 18 e ha mobilitato gli uomini del soccorso alpino di Feltre.
Riconosce di essere a tu per tu con dei malfattori e riesce a metterli in fuga grazie ai preziosi consigli ricevuti durante una conferenza organizzata dai Carabinieri. È accaduto pochi giorni fa a Limana e la notizia è una nota di merito per la costante opera di informazione messa in campo dall'Arma in tutto il territorio provinciale. Pochi giorni dopo una conferenza fatta a Limana, una signora anziana di quel territorio ha ricevuto la fatidica telefonata del truffatore. Immediatamente, avendo partecipato alla conferenza, ha intuito il problema, ha chiamato il 112 e questo ci ha consentito di mettere in fuga i truffatori da quel territorio. La goccia scava la pietra, si può senz'altro dire mutuando il proverbio latino che esorta alla pazienza e alla perseveranza per ottenere qualunque risultato. Il caso di tentata truffa ai danni di un'anziana sventato a Limana è un risultato importante per i Carabinieri del Comando Provinciale di Belluno, impegnati da diverso tempo in tutto il territorio con un sistema di prevenzione che comincia a dare i suoi frutti. È un modo nuovo e alternativo per parlare di un problema sociale importante come quello delle truffe alle fasce più deboli e anche lo spettacolo teatrale che andrà in scena stasera a Mel, realizzato con la collaborazione dei Carabinieri di Torino. È una bellissima iniziativa, siamo contenti che l'Arma dei Carabinieri abbia collaborato nella realizzazione di quest'opera, abbia seguito il copione per proteggere una delle categorie, definiamola debole, della nostra società, che merita tutela e attenzione da parte di tutti noi. Il gatto e la volpe sono sempre in agguato anche nel bellunese, pur se i numeri non sono da emergenza, l'attenzione resta sempre alta. Nell'ultimo anno abbiamo avuto nel territorio della provincia di Belluno 9 truffe condotte a danno di anziani, di cui 4 sono state portate a termine con la scusa del finto carabiniere. Devo dire che la risposta istituzionale è stata forte. Nell'ultimo anno 9 le persone denunciate per truffe in danno di anziani. Parallelamente, in collaborazione con le associazioni del territorio, sono state avviate iniziative di sensibilizzazione e di informazione. Ma abbiamo incontrato nel corso di circa 15-20 conferenze oltre 1 migliaio di anziani di tutto il territorio provinciale. È stata una importantissima esperienza, perché anche una sola vittima in più è un problema che vogliamo risolvere prima che si verifichi. E 13 bellunesi sono stati insigniti delle massime onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, tra loro anche il prefetto Mariano Savastano e il capo delegazione del soccorso alpino bellunese Alex Barattin. Il diploma di commendatrice della Repubblica è andato all'avvocata Milena Piasente di Feltre, dirigente all'ufficio di gabinetto del Ministero del Turismo, in passato insignita delle benemerenze di cavaliere di ufficiale. Quello di cavaliere della Repubblica 12 bellunesi ricompensati per l'attività svolta nell'esercizio delle proprie funzioni. E così, tra i neo-cavalieri della Repubblica quest'anno a Palazzo dei Rettori, il diploma è stato consegnato anche al prefetto di Belluno, Mariano Savastano. Su tutto c'è la gioia di festeggiare con tante persone, tanti bellunesi, la festa della Repubblica. Anche il Capo dello Stato ha richiamato il concetto di fare rete, è quello che cerchiamo di fare. Emozionato, il prefetto Savastano è stato premiato dai suoi più stretti collaboratori e ha invitato a riservare le migliori energie per lavorare insieme nei prossimi anni, che saranno una sfida per tutto il territorio. La cerimonia si è aperta con il tradizionale inno d'Italia magistralmente interpretato dal coro minimo bellunese. La benemerenza di cavaliere è stata consegnata all'atleta Moreno Pesce, a Luciano Tulimiero, Dario Olivier, Lara Luce Mastel, Milena Naimo, Stefano Mariec, Marco Ceolin, Michele Del Paos, Alessandra Buzzo, Pierluigi Boff e Alex Barattin. Rappresenta il nostro grande gruppo, ringraziamo chi ha pensato a me, che sono un mero rappresentante di questa grande famiglia che è il Soccorso Alpino, che quotidianamente dà il proprio tempo e alle volte anche, purtroppo, visto che la montagna ha dei rischi che non si possono essere calcolati, purtroppo un ricordo va anche a chi non c'è più. Toccante la consegna delle medaglie d'onore postume a Orazio e Pietro Filippin e a Antonio Tollot. Ed è bello ricordare, in realtà, in un momento in cui l'Europa sembra che non sia possibile, c'è già una guerra e siamo preoccupati anche per il fronte serbo-kosovaro, quasi come se la storia non ci avesse insegnato nulla. Su queste parole noi ci fermiamo, grazie per essere stati con noi. Tra poco, come sempre, le previsioni del tempo. Una buona serata e una buona domenica, arrivederci. Entra nel mondo Lolato.
Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Perturbazione atlantica sul nostro territorio, il tempo risulterà alquanto instabile. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 4 giugno. Sul Veneto avremo molte nubi a fronte di alcune schiarite. Avremo varie fasi di precipitazioni a carattere sparso, localmente deboli ma a tratti anche temporalesche. Temperature in calo, minime tra 14 e 17 gradi, massime tra i 20 e i 23 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso sarà spiccatamente variabile con un'alternanza di sole e nubi, ma con rovesci e temporali possibili già in mattinata. Non sono escluse piogge localmente intense. Temperature minime comprese tra 15 e 17 gradi, massime sui 22-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancheranno delle schiarite inizialmente, rovesci sparsi poi soprattutto nella seconda parte della giornata. Temperature minime intorno ai 15 gradi, massime sui 23-24 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.